Lo showroom di un atelier di design dove un tempo c'era la storica armeria Piacentini in via Roma a Treviso, chiusa da oltre un anno, e stavolta non si tratta solo di una nuova apertura in un quadrante difficile della città, l'unico dove sia stata istituita lo scorso maggio la zona rossa, ma anche un significativo esempio di collaborazione dei privati in ottica antidegrado, già perché dopo la chiusura dell'armeria sono stati proprio i condomini del palazzo a farsi carico dell'affitto dei locali, subentrando nel contratto per poter gestire direttamente l'entrata di un nuovo inquilino che potesse dar lustro all'edificio progettato nel 1960 dall'architetto veneziano Carlo Scarpa. Tra i condomini anche l'avvocato Fabio Crea. Nel momento in cui si è liberato uno spazio storico, che era l'armeria al centro di Treviso, abbiamo ritenuto, visto quello che era, l'abbiamo ritenuto un pericolo per il condominio oltre per la zona, quelle che potevano essere ingressi di attività che sommate a quelle che già ci sono avrebbero creato ulteriori assembramenti pericolosi, eccetera, eccetera. Abbiamo deciso per qualche mese di assumerci l'onere della locazione facendo da ponte per qualcosa di interessante, di bello. Un esempio di come anche i privati possono aiutare le amministrazioni comunali non solo ad evitare il degrado, ma anche a valorizzare angoli di pregio nascosti o poco conosciuti come l'androne del palazzo ed altri spazi comuni progettati dal grande architetto veneziano. Proprio perché magari sono inseriti in contesti di degrado e c'è una sorta di disattenzione anche dell'amministrazione, oltre che della cittadinanza, quando invece la possibilità di restituire il bello, il decoro, la conoscenza dell'architettura, noi abbiamo la fortuna di avere fra qualche mese la mostra di Goldin. Quella è importante, non è solo quella, a Treviso ma in altre città del Veneto abbiamo esempi di questa natura che vanno valorizzati.